Si è svolta stamani presso la prefettura di Agrigento una conferenza stampa a cui hanno partecipato il prefetto Maria Rita Cocciufa, il dirigente del Dipartimento di Protezione Civile regionale, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dirigente dell'ufficio tecnico per le dighe di Palermo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nel corso dei quali sono stati approvati i documenti di protezione civile relativi alle dighe di Agrigento, Castello, Furore, San Giovanni e contestualmente presentato il piano d'emergenza speditivo concernente la diga Arancio. Si tratta di un'iniziativa che mira a realizzare un piano di emergenza a valle delle dighe. Noi qui abbiamo diverse dighe e il prefetto oggi approva questa pianificazione che è stata realizzata d'intesa tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile provinciale e l'ufficio dighe. In realtà si tratta di una pianificazione nell'ambito della pianificazione generale del famoso piano provinciale di protezione civile. È un piano speditivo, significa un piano dinamico, molto agile, di facile consultazione e soprattutto è un piano che individua compiti e priorità. Chi fa che cosa? In caso di alluvioni e quindi di grandi precipitazioni e quindi che determinano la necessità di aprire le paratie e quindi far sì che l'acqua dalle dighe possa defluire a valle, proprio per cercare di allertare la popolazione, salvare quello che si può salvare. Oggi è una tappa, nel senso che io approvo questi piani che però devono essere ora poi comunicati ancora agli enti locali, condivisi con gli enti locali, comunicati alla popolazione. Diciamo che è una tappa importante di questo percorso. Stiamo lavorando sempre su quel versante, su quel fronte della prevenzione e di protezione civile di cui abbiamo già parlato diverse volte. Sì, oggi stiamo dando attuazione a una fase del piano dighe. Ci sono 4 dighe sostanzialmente che interessano il territorio provinciale. Oggi cominciamo con la diga più importante, la diga del Lago Arancio. È stato predisposto dalla Regione il documento di protezione civile per la diga, dove vengono fissati i 4 livelli di pericolo, di rischio diga, quindi la fase di preallerta, la fase di vigilanza rinforzata, la fase di pericolo e la fase di collasso. Nell'ambito di queste vengono poi strutturati gli interventi degli enti che devono compensare e mettere in sicurezza l'alveo a valle della diga. E quindi il piano di emergenza dighe in fase di redazione in Regione è stato anticipato da un piano speditivo predisposto dalla Prefettura, ora autorizzato dalla Prefettura, che abbiamo predisposto come Vigili del Fuoco e come Protezione Civile provinciale, quindi abbiamo collaborato io e il dottor Tuttolomondo, in modo da avere già un'organizzazione in modo che il Comune e gli altri enti, le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la provincia, tutti gli enti interessati per gli aspetti di protezione civile si ripartiscano i compiti in modo da proteggere la popolazione nel caso si attivino le manovre necessarie per tenere in sicurezza la diga predisposte dall'organizzazione, dalla direzione dighe. Oggi si parlerà solo della diga Arancio o anche delle altre? Oggi cominceremo definendo tutto l'aspetto della diga Arancio. Successivamente sono in fase di predisposizione i documenti di protezione civile delle altre 3 dighe e quindi sarà fatta un'ulteriore riunione, ormai sulla base di una linea guida che fatta per la diga Arancio avrà attivazione anche per le altre 3 dighe, in modo da completare il piano diga per tutti gli aspetti di rischio connessi a questo rischio per la provincia. Molto utile è stato in questo senso il lavoro che ha fatto la Protezione Civile regionale, studiando tutte le interferenze che in caso di rischio alluvionale interessano la rete viaria della provincia, perché sulla base di questo documento abbiamo tratto fuori le aree interessanti, gli alvei dei fiumi che si trovano a valle di queste 4 dighe.